Sono Angelica Moè, mi occupo di promozione della motivazione e del benessere. La presenza di legno favorisce sicuramente il benessere delle persone. È noto dalla letteratura scientifica internazionale che il legno facilita il recupero delle risorse attentive, promuove la concentrazione, aiuta anche a meglio ricordare e fissare i concetti, favorisce in generale i processi cognitivi e anche e soprattutto migliora gli aspetti di natura emotiva, riducendo le emozioni negative, in particolare gli stati di stress e di tensione, e favorendo invece la presenza di emozioni positive e di un processo di ristoratività. È noto infatti che il legno, come tutte le risorse naturali, ci attraggono. Per quella che viene definita in letteratura biofilia, le persone sono naturalmente attratte da tutto ciò che è biologico, in quanto siamo natura e connetterci con la natura ci fa star bene e ci fa connettere anche con noi stessi, favorendo quindi un benessere olistico che è dato sia da aspetti psicologici che anche da aspetti fisici. Il legno sappiamo che assorbe l'umidità, ha proprietà antimicrobiche e quindi in questo fa starci meglio in salute, ripercuotendosi ulteriormente sul beneficio di natura psicologica.